Ultimo chilometro della 16ª tappa Milano-Mantova di 173 km. Una tappa pianeggiante con una fuga a 20 km dalla conclusione di Marcus, Norris, Bincoletto, Masciarelli, Magrini, Borgognoni, Chinetti, Moro, Passuello, Minetti, Torelli, Lualdi, Fuchs, Mantovani, Morandi, Rabottini, D'Alonso, Antonini, Martinelli. Una fuga importante per la classifica generale, in quanto che tra i battistrada c'è lo svizzero Fuchs, che in classifica generale è settimo a 2 primi e 16 secondi. La Bianchi Piaggio è stata quindi costretta ad impegnarsi a fondo per riuscire a recuperare il ritardo. Eccoci a Mantova, sprint conclusivo. Un rettilineo ampio di fronte alla casa di Learco Guerra, che per primo rivestì 50 anni fa la maglia rosa. C'è Torelli al comando del Parmense, Torelli e De Torelli comincia davanti a Chinetti, Morandi, Norris, poi Martinelli, Mantovani nell'ordine, mentre vediamo che Passuello ha un gesto di gioia per la volata vinta dal Parmense Torelli.